Amici di Bella Sicilia, l'amore verso questa terra attraverso degli abiti. Parliamo un po' di questi abiti, di voi, di come nasce quest'idea. Allora, questa idea nasce per valorizzare proprio il nostro territorio, quindi la Sicilia, quindi noi abbiamo preso tutto quello, i colori, la musica che riguarda comunque la Sicilia, l'abbiamo comunque interpretato negli abiti, abbiamo preso spunto dai caretti siciliani, abbiamo utilizzato il denim, che è un materiale comunque che abbiamo trovato nelle nostre case e dagli comunque valore, e quindi il nostro tema che abbiamo trattato sicuramente è stato il riciclo, quindi prendere dei capi di abbigliamento e dargli una seconda vita. Voglio ricordare che hanno preso pure un jeans mio, una gonna mia, una camicia mia e tutto lo vedete qui esposto. Come hanno risposto le protagoniste a tutto questo? Benissimo, positivamente, con grande gioia, con grande calore e entusiasmo, assolutamente sì. Siamo felici di stare qui insieme a loro. I vostri nomi e come ci si trova in questi abiti? Mi chiamo Gaia, sento tutta la sicilianità. Sicilianità dentro. Sicilia dentro. Sicilia dentro. Il tuo nome cosa ne pensi? Sì. Penso che sono a dir poco meravigliosi e rispecchiano quella che è l'essenza vera e propria della Sicilia. Chiara, sono molto belli, colorati, mi piacciono molto. Giorgia, rappresentano proprio il nostro paese, la Sicilia. Barbara, è un'emozione grande indossare questi abiti. Adriana, indossando questo abito mi sento veramente molto allegra, proprio con questi colori. Infatti. Vediamo, guardiamo nei dettagli. Sono 13 paia di jeans. 13 paia. Molto molto allegro e bello. Io Giada mi sento molto appariscente, proprio come la Sicilia. Simbolo della Sicilia, uno dei simboli, la testa di uovo. Ed ecco infatti. Il grande amore manifestato lì nella testa. Ma che materiale avete utilizzato oltre il tessuto di jeans? Allora, Maria, È stato realizzato va a te. in carta persa, quindi è stato un lavoro fatto su dei manichini ben precisi. Abbiamo prima fatto una base e poi l'abbiamo dipinta e decorata anche con dei piccoli manufatti a mano, che può essere anche un lavoro di uncinetto e così via. Quindi c'è stato tanto lavoro con diversi materiali diversi. Dirigente, Ma soddisfatta di questo lavoro? Bellissima, una bella giornata, soddisfatta dell'organizzazione, di come si sono esibiti i ragazzi, e complimenti a queste modelle e speriamo che anche in futuro possano esibirsi in altre occasioni. La creatività femminile, la Complimenti. creatività siciliana, ecco, E soprattutto in questi abbiamo lavori. portato proprio, abbiamo fatto vedere ai cittadini di Sant'Agata e alle altre scuole la nostra produzione siciliana del nostro sistema in moda. Complimenti. Auguri a ragazzi. tutte le donne. auguri a tutte le donne, il calore della Sicilia in questo applauso, complimenti. Fateci sapere da dove ci state guardando. Un caro saluto a tutti, al prossimo video sulla pagina Facebook di Bella Sicilia e su Onda TV canale 75. Grazie.